3 giorni di confronto sui temi della transizione energetica al Palacongressi del Chia Laguna sulla costa sud-occidentale per la 20ª edizione del tradizionale congresso nazionale organizzato da Confartigianato Imprese Sostenibili e Confartigianato Sardegna. Nei 3 giorni di lavori organizzati dai consorzi Energia di Confartigianato, oltre 200 responsabili e operatori dei consorzi nazionali dell'energia provenienti da tutta Italia, chiamati al confronto con gli esperti per approfondire argomenti come la transizione energetica e il ruolo del governo italiano, la difesa del bene comune e lo sviluppo sostenibile in Sardegna. Il prezzo del futuro è il percorso per riemergere dalla crisi internazionale, le nuove relazioni transatlantiche, le politiche di sicurezza nel Mediterraneo, la finanza a sostegno dell'autoproduzione e la sfida alla sostenibilità e il futuro dei mercati delle utilities, il tema del congresso Energy and Transition School e tra i relatori la presidente Todde, la vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la leghista Vania Gava, il giornalista Alan Friedman, il politologo Vittorio Emanuele Parsi, il presidente Arena, l'Authority nazionale per l'energia Stefano Besseghini, il collega del GSE, il gestore italiano dei servizi energetici Paolo Arrigoni e la consulente scientifica della NASA Amalia Ercole Finzi. Presidente Meloni, per il 20° anno Confartigianato Sardegna organizza per gli amici di tutta Italia questo importante convegno. Sì, è un convegno formativo per quella che è la transizione energetica e abbiamo tante prospettive davanti. Oggi l'impresa deve cercare di trovare quella che è il minor costo dell'energia e sembrerebbe che qui ci siano le condizioni per poterlo fare. Nel corso del convegno, a cui ha partecipato la Presidente della Giunta Alessandra Todde, è stato confermato che ci sono in gioco 700 milioni per favorire l'autoproduzione, le comunità energetiche, per far sì che il mondo dell'impresa sia protagonista della transizione. Assolutamente, noi concordiamo per l'autoconsumo e l'autoproduzione, sicuramente dobbiamo guardare al futuro perché queste sono le politiche che possono cambiare la nostra regione, le nostre imprese e le nostre famiglie. Che cosa vi insegna questo viaggio, lungo viaggio in 20 anni in cui si è parlato soprattutto di energia quando non ne parlava nessuno? Assolutamente, oggi cambia il modo di vedere la transizione energetica, bisogna capire dove ci porta, ma naturalmente stando attenti a quello che è l'ambiente e sicuramente porterà dei grossi vantaggi sia alle imprese che alle famiglie. Questo speciale è dedicato al mondo dell'artigianato ma soprattutto alla transizione energetica con la Presidente Todde che sicuramente su questo tema è stata quella che ha fatto la relazione più lunga e più importante. Sì, intanto diciamo che io sono estremamente felice di confrontarmi col mondo degli artigiani. Questa giunta crede fortemente nella loro azione, abbiamo già stanziato nei primi 100 giorni quasi 30 milioni tra misure dirette e misure invece sul turismo, sulla promozione dei prodotti artigiani anche nel resto d'Italia, in Europa e nel mondo e pensiamo che possa essere veramente un motore importante di sviluppo per la nostra isola. Sono depositari di sapere, di conoscenze ed è anche il modo migliore per portare ciò che siamo fuori. Quello che è importante è anche parlare a questo mondo di quello che sta succedendo nella nostra isola, di quelle che sono le opportunità e la transizione energetica è sicuramente un'opportunità in termini anche di costo dell'energia che loro ritrovano ovviamente come valore competitivo e di contro anche la possibilità per quanto riguarda un'evoluzione che vede sempre ovviamente la promozione di una, come dire, e affrontare il cambiamento climatico che tutti noi abbiamo sotto gli occhi. E poi è importante anche parlargli di come si sta trasformando la visione dell'isola in termini di turismo, in termini di approccio alla cultura, in termini di contesti che possono sembrare collaterali ma in realtà sono importanti anche per lo sviluppo delle loro aziende, dei loro prodotti e anche per la promozione dei loro prodotti. Quindi credo che sia veramente un modo per anche mettere a fattor comune una nuova visione di isola, una nuova visione dello sviluppo sostenibile
possibile è legare i contesti, quindi non più silos, ma legare il contesto culturale con appunto il loro lavoro, il contesto della sostenibilità con il loro lavoro, il contesto di sviluppare leve di competitività. E qui ovviamente c'è anche il tema della logistica e della continuità delle merci, che è un tema che mi è molto caro e che chiaramente stiamo affrontando con il governo, cercando ovviamente di avere lo stesso trattamento che ha la Sicilia e che invece noi vede in questo momento discriminati. Tanti anni di lavoro, tanti anni in cui si è parlato di energia. Riflettevo con il Presidente che quando avete iniziato questo tema non ne parlava nessuno. Sì, siamo stati un po' i precursori e abbiamo provato in qualche modo per il nostro compito e ruolo di anticipare un po' i tempi. Devo dire che appunto la storia ci ha dato ragione, perché insomma poi è arrivata questa necessità, questa urgenza, per cui abbiamo fatto un bel pezzo di strada che ci ha aiutato a comprendere le dinamiche e i meccanismi che ruotano intorno al mondo dell'energia. Non è semplice, non è certamente facile, però insomma pensiamo che come imprese possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo. Ricordo che già un anno fa era emersa dal convegno una richiesta alla Regione Sarda di un aiuto economico per la produzione nell'ambito del lavoro di impresa. Noi pensiamo che l'autoproduzione e l'autoconsumo siano, oltre che una necessità, evidentemente anche una grande opportunità per le famiglie, per riqualificare evidentemente gli edifici e per renderli più green, se così vogliamo chiamarli, ma anche per le imprese, perché non dimentichiamo che gli impiantisti, gli idraulici, i termoidraulici sono anche artigiani, per cui c'è uno spazio importante, per cui se la Regione vorrà, come pure ci sembra, intervenire e sostenere questo mondo, ovviamente sarà ben accetto. Quali sono le altre richieste che farete alla Regione per aiutare il mondo dell'artigianato che sulla base dei numeri degli ultimi 6 mesi ha perso qualche azienda? Sicuramente risorse, ma su questo ripeto, abbiamo avuto un buon riscontro da questo punto di vista, celerità nelle scelte, celerità nelle procedure che poi portano agli incentivi alle imprese e soprattutto coinvolgimento delle imprese nei processi decisionali. Pensiamo che senza essere presuntuosi possiamo dare il contributo, lo stiamo facendo anche con questo evento, quindi ci mettiamo a disposizione. La 20ª edizione della Energy Transition School sullo sviluppo sostenibile ha confermato che la Sardegna può e deve essere il laboratorio d'Europa dell'energia green, ma con un percorso diverso da quello prospettato dal governo Draghi nel 2021. Il futuro è nel sostegno alle imprese per favorire l'autoproduzione e le comunità energetiche. Tra gli ospiti più applauditi nel corso del convegno nazionale organizzato alla Chia Laguna da Confartigianato Sardegna, l'esperto di economia e geopolitica è il newyorkese Alan Friedman, oggi editorialista della Stampa, che si è detto molto preoccupato per il futuro qualora tra 2 mesi tornasse alla Casa Bianca Donald Trump. Questo passaggio, che era stato fortemente voluto dal presidente Draghi, nel 2022, entro il 2030 deve essere assolutamente concretizzata. Non ce la facciamo. Per quale problema? Non c'è la volontà politica, la capacità burocratica o l'infrastruttura necessaria per portare avanti nei tempi previsti la transizione ecologica sia in Italia sia in altri paesi. L'Europa è indietro, la questione delle energie rinnovabili o alternative rimane anche un tema di polemica fra una certa destra che è contro le auto elettriche e difende le componentistiche di Lombardia o Veneto che possono perdere i posti di lavoro con la transizione da benzina elettrica. C'è un'accusa dalla destra a livello europeo contro Ursula von der Leyen che la Green Deal è stato troppo ambizioso. In America stiamo andando benone perché abbiamo 360 miliardi di dollari di incentivi fiscali in America che stanno creando un grande numero di posti di lavoro nuovi. Il mio augurio è che in Italia e in Europa si capisce che energia rinnovabile e alternativa non è soltanto necessario per combattere il cambiamento climatico, è necessario perché crea posti di lavoro nuovi. Alan, tu hai parlato di Stati Uniti, ma se dovesse essere eletto Trump, lui non è molto favorevole alla Green Deal e all'auto elettrica. No, Donald Trump recentemente, questo è stato pubblicamente mostrato,
si è incontrato con i capi di Exxon, Mobil, grandi multinazionali di petrolio e ha detto: se voi mi date $1 miliardo insieme come donazione per la mia campagna, io vi garantisco che avrete carta bianca e stoppiamo tutta la transizione energetica. No, Donald Trump è un uomo molto crudo, molto schietto, molto volgare, molto estremista, però se vincessi Trump sicuramente in America si andrebbe avanti a smantellare tutte le protezioni e tutele dell'ambiente, perché la sua slogan nella campagna in inglese è drill, drill, drill baby, trivellare, 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 dovunque, anche nei parchi e rifugi di animali. In Sardegna, Alan, noi ci troviamo in una situazione nella quale è stata decisa una moratoria di 18 mesi per fermare l'impianto di tutte le rinnovabili. Il governo non è contento di questo e ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Se uno vuole in casa propria il rinnovabile, qualcuno deve essere. Il problema è chi deve essere. E capisco assolutamente le preoccupazioni dei sardi. C'è stata una situazione simile a Livorno, dove è stato bloccato per mesi e mesi durante il Covid e durante l'inizio della guerra in Ucraina questo rigassificatore. E a un certo punto il presidente della regione Eugenio Gianni in Toscana è andato a Livorno e ha detto: signori, io vi garantisco la tutela dell'ambiente, ma non potete rifiutare tutto. Alan, il telespettatore si chiede: ma tu stai facendo un'intervista a un protagonista di Ballando con le Stelle. Com'è stata la preparazione in vista di queste trasmissioni? Dura, difficile? Io sono oggi in Sardegna non come un concorrente di Ballando con le Stelle, ma come un giornalista, economista e autore. Sì, ma queste cose sono molto nazional popolari. E sono molto felice di far parte di Ballando con le Stelle. Sono ancora più felice che l'8 di ottobre uscirà il mio nuovo libro con la nave di Teseo su America. Come si intitola? La fine, non devo dirlo prima dell'8 ottobre, okay. Ma sull'America, molto. A Ballando mi trovo molto bene con Meli Carlucci, ho accettato questa sfida perché ho fatto tutta la mia vita le cose col mio cervello, è ora di fare qualcosa con il corpo anche, è divertente. È anche faticoso. È molto faticoso, io mi sveglio alle 6 di mattina, faccio un'ora di personal trainer posturale, poi mi metto a 4 ore al giorno a fare sala di prova con la ballerina. È molto impegnativo, è molto faticoso, non ho mai sudato così nella mia vita, ma è bello, mi diverto. Sì, ma tu eri già ballerino? Non ho mai ballato nella mia vita prima di quest'estate, mai, e l'idea di ballare non era mai nei miei pensieri.